Quarta corsa, la volta dei gentleman di proprietà, sono 7 al via, ritirato il numero 8, 1 Unicum RL, Aldo Mignano, 2 Special Matto, Stefano Lago, 3 Ultra Lady Grat, Monica Gradi, 4 Putnik Daghi, Matteo Zaccherini, 5 Roger P, Michele Canali, 6 Ultra SB, Daniele Della Maggiore. Seconda fila, Solo Soletto, Velox Mail, Vittorio Miniero. Andiamo a vedere la partenza. L'errore di Putnik Daghi. Veloce Numero Special Matto 4, su Putnik Ultra Daghi, Lady Grad, che si accoda squalificato. seconda davanti a Unicum RL, poi Roger P che va all'attacco del battistrada, partito molto svelto l'allievo di Michele Canali, ma Special Matto vuole rimanere davanti, 200 metri violenti in 14,2, serra sotto Ultra Lady Grad e Roger P è di fuori scoperto, vediamo se ripiegherà in terza posizione. Invece semmai si è adeguato al largo Michele Canali, ma ci prova ora, ma il posto non c'è perché serra sotto l'uno di Unicum RL. Tanto 400 metri in 30 tondo tondo per Special Matto, ora tira e rimimbarca Stefano Lago, rallentamento vistoso, si raggruppano i 6 concorrenti rimasti, addirittura 17,2 la curva, 47,2 i primi 600 metri, Special Matto, poi la pariglia formata da Ultra Lady Grad e Roger P, quella con Unicum RL e Ultra SB, mentre chiude il gruppo Velox Mail. 15,4, ora nuovamente accelerato il figlio di Freire S, siamo sulla penultima curva con sempre all'esterno Roger P che affianca Ultra Lady Grad, poi Ultras B ai fianchi di Unicum RL, curva in 15,5, viene fuori un primo chilometro in 1,18 appena abbondante, molto tattico. Ora si aumenta nuovamente il ritmo con Special Matto affiancato da Roger P, poi Ultra Lady Grad, 14,6, si staccano i primi tre, cerca di resistere Unicum RL ma è ancora un po' indietro. Roger P ancora bello tonico ai fianchi di Special Matto mentre si prepara in terza ruota Ultra Lady Grad, cavalli a 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,1, retta d'arrivo Special Matto, Roger P e Ultra Lady Grad, ultimi 100 metri, Special Matto si difende su Roger P, poi Ultra Lady Grad, ultimi metri e sul palo probabilmente Special Matto conserva qualcosina su Ultra Lady Grad, al terzo Roger P, 1,16,1 la media al chilometro, rivediamo. Ci è sembrato che Special Matto abbia conservato qualcosina su Ultra Lady Grad, rivediamo gli ultimi 200 metri con allievo di Stefano Lago che affronta in vantaggio la retta d'arrivo. Roger P che comunque ha corso molto bene, ci prova ancora coraggiosamente al suo esterno mentre vedremo sbucare dallo schermo il numero 3 di Ultra Lady Grad che avvicina il battistrada ma non sufficientemente per batterlo, rivediamo che la mia prima impressione era quella giusta. Special Matto ha conservato una mezza testa di vantaggio, quindi vittoria per Special Matto, Stefano Lago, Giuseppe Pistone al training e i colori ovviamente dello stesso Stefano Lago.